l'ultima ricevuta relativa al mese di agosto, quindi parliamo di un mese caldo. Siamo partiti nel 2019 con una bolletta che era intorno ai 3.000-3.500, la bolletta che è arrivata l'altro giorno sono 12.700 euro per un mese caldo. Adesso vediamo al trimestre con grande timore e paura. I rincari record di energia elettrica e gas fanno paura. Gli importi delle bollette sono un vero e proprio incubo e l'arrivo della stagione fredda non farà che peggiorare una situazione già pesante. Dopo le difficoltà dovute al Covid, ora sono i costi ad abbattersi come una nuova tempesta sugli impianti natatori. È drammatica perché non c'è prospettiva nei prossimi mesi. Molti impianti stanno già valutando la chiusura a dicembre, gennaio, febbraio perché probabilmente fino a novembre-dicembre il settore regge con le proprie finanze. Ma abbiamo visto anche la caduta del governo, non è propositiva, il decreto aiuti ter è bloccato nella parte attuativa, per cui i finanziamenti attualmente non ci sono. Il nuoto questa volta rischia davvero di affogare, travolto dall'ondata inarrestabile del caro bollette, e il settore chiede di agire in fretta con azioni concrete e immediate prima che sia troppo tardi. Il taglio delle bollette, devo dire che il 50% sul costo per noi è fondamentale. A pensare di parlare ancora di crediti d'imposta o altri palliativi purtroppo non è funzionale.